Giro di boa e primi verdetti per la Serie A Tesis 2025-2026, arrivata appunto all'ultima giornata del girone d'andata. Benvenuti al Pala Ricopiano da Silvio Luciani. Si affrontano le padrone di casa del Tiki Taka Futsal Francavilla e le ospiti dell'Audace Verona. E si parte per Mansueto, prova a girarsi, padrone di Siena che cerca il fondo, la deviazione e il vantaggio del Tiki Taka dopo 2 minuti e 11 secondi. La messa De Siena con una deviazione però della difesa dell'Audace Verona, trova comunque il vantaggio il Tiki Taka. Alla ricerca del pareggio, Putto qui non sfonda su Bettioli, 2 contro 1, Soldeviglia col cucchiaio. Guidotti, ottima sponda per Bettioli, dall'altra parte c'è Getulio, la finta di Bettioli, Verdù devia sul palo, occasionissima. Putto posiziona il pallone, movimento incontro di Barban, palla dentro e c'è il pareggio di Zandonà che trova la deviazione in mischia. Movimento di Guidotti, Duda prova a servirle, ottimo il pallone, Mansueto al rimorchio, non trova la porta. Dall'altra parte la lettura di Soldeviglia che va via, Soldeviglia calcia, salvataggio poi Mansueto, il pallone rimane lì. Verdù, Tosetto, il controllo, parte Barban che sfonda in mezzo a due, Barban col pallonetto, Duda ha parato di testa, Duda si accentra e calcia, Verdù. Duda per Bettioli, il pallone al centro, centrato in pieno il palo. Chiama il movimento di Mansueto incontro, servita larga Guidotti, sbaglia il tocco, poi Tosetto a porta vuota, vantaggio per l'Audace Verona, clamoroso al Pala Ricopiano. Recuperato il pallone su Duda e si divora il gol del 3-1. Soldeviglia all'angolo per Bettioli, ha spazio al centro per Getulio, si gira, poi De Siena fallisce a 2 passi dalla porta, il gol del pareggio. Getulio può calciare, De Siena sul secondo palo, Getulio da De Siena, eccolo il 2-2 al terzo tentativo, Rebecca De Siena, servita, scarico largo per Getulio sul secondo palo, De Siena cercata, la palla rimane lì, De Siena, poi Getulio, la finta, Mansueto, salva tutto Barban, De Siena, Soldeviglia, Getulio, scarico sbagliato, Barban recupera, simbolo Barban, 33 secondi e 6 decimi, segna Melissa Barban, 2-3 per l'Audace Verona. Ancora Getulio, largo da Mansueto, direttamente da Bettioli, che non manca l'appuntamento con il 3-3, finale incredibile, prende Bettioli, Bettioli controlla, va sul fondo, la tiene in campo, palla dietro, recupera Barban, la porta in vuota, suona la sirena con un'incredibile occasione per Barban che con i crampi ha calciato e ha ribaltato il campo, finisce 3-3, un pazzesco Tiki Taka Audace Verona.